Eccoci qua con Giovanni Fiorin, oggi sei andato anche in gol, per te poi anche una partita un po' particolare. Cosa vuoi dire della partita, ma anche per il lutto che hai avuto, se vuoi dire qualcosa? Sicuramente oggi era una partita molto difficile, infatti il mister ci aveva preparato in settimana agli avversari molto bene, siamo arrivati oggi con la mentalità giusta, infatti siamo subito andati in gol e la partita si è messa subito in discesa, abbiamo preso subito il controllo della palla, facciamo un buon possesso, la giravamo bene fino a quando siamo riusciti a trovare il raddoppio e anche con un po' anche di fortuna il terzo gol. Sicuramente ci ha aiutato nel finale il fatto che il loro giocatore è stato espulso, poi sono rimasti in 10 il secondo tempo, quindi per noi non era sicuramente facile perché sapevamo che loro non avrebbero mollato, però l'abbiamo controllata bene, abbiamo fatto subito il quarto e abbiamo avuto un momento di sonno, diciamo, ci siamo un po' unito, infatti quella è stata l'unica nota negativa della partita, però tutto sommato l'importante era fare i 3 punti, che la squadra andasse avanti col percorso e raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissato. Dedica particolare a questo gol? Sicuramente a Bruno che ha passato tutta la sua vita nel calcio e era giusto oggi che coronare così. Esatto. Ti abbiamo visto ultimamente, insomma, su una posizione che forse è quella tua congeniale, vai dappertutto, sei in mezzo al campo, giochi di prima, smisti, insomma ti riesce quasi tutto. È una posizione studiata o trovata in allenamento? Sì, sicuramente mi sono sempre trovato bene sia a impostare che anche a fare l'ultimo passaggio negli ultimi 20 metri in zona d'attacco. Il mister è riuscito a mettermi in una giusta posizione, sia a difendere sia a attaccare in maniera rapida. I compagni sicuramente mi danno una gran mano perché si fanno sempre vedere, alla fine il passaggio lo dettano gli altri, non chi la palla, quindi è soprattutto merito loro se le giocate vengono fuori. Allora, per chiudere, perché insomma tu sei in accappatoio, insomma, che non ti prendi la polmonite, perché domenica poi abbiamo contro il Montello, insomma, un partitone al Mecchia, siete tutti belli carichi, pronti? Sì, adesso in settimana ne parleremo e ci prepareremo, andremo a fare un'altra battaglia al Mecchia. Bene, grazie Giovanni. Grazie.